buongiorno! Oggi che ci mangiamo una bella ricciola di 600 grammi, sì, le ricciole mie su chilo l'uno, guardate qua, che spettacolo, non già faccio la sa. Ah, guardate qua, oh, mamma mia, che spettacolo, sono due bombe umane, guardate, abbiamo fatto la prova del tonno, però era la ricciola, abbiamo incominciato dalla coda fino a quel posto che vedete, guardate qua, che bellissimo, guardate qua. Questo lo facciamo con la pasta e i due pezzi li facciamo, guarda, tutto. Ora ci mandiamo qualcosa, abbiamo fatto due parti, questa è la parte che facciamo arrostito con il pinzimonio nostro che facciamo vedere e questa è la parte che facciamo con la candela, la tagliamo così, guardate, spesso così, guardate qua che bellezza. Andiamo a cucinare, qui facciamo olio e scalogno, mettete tanto scalogno, date tipo una finta genovese, perché caricciola è uno spettacolo e poi che cannella ancora più bella. Lo scalogno come è bello, come frigge bene, va. Calamma con marolo romazzo, aiuto, la laga ponda, guardate com'è bello, va. Se non dai una ponda, con marolo romazzo, non la pigliamo. Con mia neve facciamo scendere. A cascata, guardate qua. Il pomodoro è quasi pronto, mettiamo i pezzettini, li poggiamo. Una udate e una girate, vedete? Li facciamo cuocere pochissimo. 1 minuto e 1 minuto e poi li alziamo. Non la facciamo cuocere tanto. Perfetto, alziamo i cannelli, viene a capire, guardate qua, oh, bello ardente, guardate qua questi cannelli. Fino a cascata non da mai mancare. Guardate qua, oh. Mamma mia, spettacolo. Addio, il piatto è pronto, guardate così come si vuole, buttiamo a cascata, di. Mamma mia, che bellissimo. Momenti più belli, sapete, no, qua, che l'assaggio, guardate qua, che spettacolo. Però, non volessi scungicare, facesse una candelina. È un bello piazzericcio, guardate qua, va. Mamma mia. Andiamo a cucinare un secondo, venite a prestare a me. La pentola è pronta, mettiamo il nostro pesce. Io l'ho mangiato crudo, guarda quando il pesce è battuto, ma ha mangiato metà crudo e metà cotto. Mamma mia, magari è prosciutto crudo, che spettacolo. Vedete come prepariamo il nostro pinzimonio? Olio, sale, prezzemolo e un po' di aceto balsamico. Ci vorrebbe anche un po' di limone, però non lo metto il limone a chi piace e a chi no, a me non mi piace. Giriamo. Girato un pezzettino d'aglio, lo mettiamo dentro per far insaporire il nostro sughetto. Guarda, sì, così è da scena, guardate qua. Guarda, mai manca, sempre un po' di cucina a cascata, da poca coppa c'ho, cambia proprio i colori, guardate qua, che spettacolo. Mo' è un momento più bello, mo' assaggiamo, diamo un bel pezzettino. È tenerissimo. E un babà. Aspettiamo la prossima puntata, un bacio.